Buonasera e benvenuti a questa presentazione degli atti del convegno che abbiamo fatto a maggio. Sono molto contenta di vedervi perché vedere questa sala vuota mi dà molto fastidio, ecco. Quindi gli atti speriamo che siano graditi, come diciamo sono stati graditi quelli degli altri anni. Le relazioni sono tutte interessanti, a parte che quando si tratta di fare cultura è sempre una cosa importante. Ecco, adesso naturalmente sentirete la presentazione che vi fa il nostro carissimo amico che è qui presente, pronto già. Ecco, speriamo che vi piacciono, perché ci sono sempre cose curiose, sempre cose che escono dagli archivi. Per esempio, se leggerete, vedrete le cose curiosissime che succedevano in questa Cene del Serravalle, quando era carnevale, quando c'erano delle feste e naturalmente anche quando di qua passavano l'imperatore e i vari suoi nipoti, figli, eccetera, eccetera. Ecco, quindi adesso vi lascio alla presentazione di Massimo, ecco, e vi avverto che il mese di gennaio noi non facciamo conferenze, non facciamo niente e iniziamo di nuovo la serie delle conferenze con febbraio. Febbraio ci sarà la conferenza di un docente di Padova su Manfredo di Collalto. È una cosa molto interessante perché tutto quello che serve a, diciamo, spiegare o a far capire che cosa è successo nella nostra città, cioè diciamo in Ceneda e in Serravalle, ecco, è tutto cose molto interessanti. Vi lascio alla presentazione. Grazie. Bene, grazie di essere qui e cominciamo. Il Circolo Vittoriese Ricerche Storiche ha già da tempo intrapreso una serie di ricerche tematiche per studiare gli eventi del territorio nei secoli sulla base di linee guida. Così è stato per esempio per l'economia e i commerci e per le vicende legate alla storia della salute e della sanità. Ora tocca il titolo del convegno di cui atti parliamo, a feste, giochi e musica tra Piave e Livenza, secoli XIV e XX, un arco temporale molto vasto. È un complesso tematico che è stato affrontato nel convegno nazionale del 21 maggio scorso. Spesso tocca a me riassumere questi lavori corposi e deve anche questo essere parte del gioco, evidentemente. Ma vediamo innanzitutto un brevissimo excursus sul piano culturale, sul gioco, divertimento, eccetera. La riflessione antropologica e storica sul tema del gioco è piuttosto vasta e non mi permetto neppure di sfiorarla se non per un titolo. Mi riferisco a un lavoro capitale nel genere, al libro cioè dell'olandese Johan Huizinga, scritto Huizinga, Homo Ludens, del 49, più volte pubblicato anche in italiano. Il titolo Homo Ludens è una variazione sul tema di Homo sapiens di Homo faber. E per l'autore l'uomo che gioca è importante per la storia della civiltà tanto come l'uomo che sa apprendere e l'uomo che sa costruire. Cioè la fondamentale funzione del gioco, del divertimento, ovviamente in senso più vasto. Non mi sentite? Poco. Vediamo se Qua io il volume non lo controllo. Così? Sì. Meglio? Va bene. Va bene. Basta avvicinare. Allora, nell'ambito ludico ci sono dei giochi, gare, le feste. Spesso le feste sono contenitori di giochi, anche nel nostro convegno si vede questo, di giochi e di gare. Per paradosso, il concetto agonistico è tanto pervasivo, per esempio nell'antica Grecia, da far pensare che i greci giocassero in ogni momento della loro esistenza, persino in combattimento. Mi piace ricordare che la tattica oplitica di combattimento
prevedeva un momento iniziale, sto parlando non delle battaglie di Maratona, ma delle battaglie tra città greche, quando le battaglie le facevano, ma magari non per ammazzarsi, ma per vedere chi era più forte. Prevedeva la tattica oplitica una fase iniziale, uno scontro tra le due falangi in cui entrambe premevano l'una contro l'altra, più o meno come accade adesso nella fase del rugby che si chiama mischia, fino a che una cede e l'altra vi passa e vince, quindi senza ammazzarsi fin da subito, ma spingendo e vedendo chi è più forte e chi. Quindi una fase anche a Maratona va così all'inizio, ma poi dopo lì ci sono i persiani che non giocano lo stesso gioco e quindi lì ne consegue una strage successiva. Ma quelli che giocavano con le stesse regole giocavano anche in combattimento. Nella antropologia ludica dell'antica Roma, che è più greve, molto meno raffinata di quella greca, il gioco preferito degenera presto nello scontro fisico, sanguinoso e sanguinario, il gioco del circo. Si fa rappresentazione, come diremo noi adesso, pulp, e con tendenza alla carneficina di uomini e animali. Quello è un aspetto poco, su cui si riflette poco sul tipo di degenerazione che una cosa come il gioco ha in ambiente romano. E certo esistevano anche giochi di nicchia, tipo gli scacchi, la dama, si chiamano i latrunculi, i dadi, l'azzardo e anche un po' di teatro, però non tanto quello serio, ma più la pantomima spinta, quella con le donne nude sul palco, per capirci, insomma. Con quel passaggio di contiguità tra gioco e gioco erotico che, come spesso accade in tutte le vicende, anche nello stesso libro degli atti di cui parliamo stasera, un passaggio tra gioco e gioco erotico si individua. Allora, noi non ci rendiamo conto di quanto, per restare ancora brevissimamente sull'antropologia del gioco, di quanto il gioco permei la nostra storia e cultura. Pensiamo a parole di origine latina che noi ancora oggi usiamo, in genere senza più collegarle minimamente al gioco, legate come sono a una sfera diversa, più dell'ingannevole. Penso ad alludere, cioè fare come se si giocasse, illudere, essere nel gioco, dentro il gioco e finire ingannati, deludere, essere messi fuori dal gioco. Noi quando usiamo queste parole, che sono parole molto frequenti, non sono parole dotte, non le leghiamo più. Adesso ultimamente è venuto fuori la parola la ludopatia per dire quanto si è tornato sto ludere, però negli altri casi non li sentiamo più legati al gioco, sono diventati un'altra cosa, però da lì vengono e il gioco permea profondamente la nostra cultura fino al punto che ne perdiamo i contatti, così come per esempio in alcune lingue come il tedesco, l'inglese, la parola giocare, spielen o to play, significa anche suonare uno strumento musicale, e anche questo è importante perché tra la tipologia di gioco c'è la musica, il canto, il coro, sono elementi di gioco, elementi ludici che poi dopo diventano più seriosi, diventano le sinfonie maestose o le opere barocche, però tutto questo nasce da una variante del gioco e la lingua ce lo testimonia lasciando questa traccia. Allora, la storia con la S maiuscola è piena di guerre, battaglie, re, regine, ma come vedremo neanche la nostra storia, quella del gioco, del divertimento, della musica, si priva di re e regine. Vedremo che ce ne sono due, un re e una regina, che sono protagonisti di due saggi dei nostri atti. Però questa storia qui, e lo dico non per screditarla, ma anzi, ha una S minuscola, perché va a vedere quegli aspetti che normalmente non rientrano mai nella storia paludata.
ma che sono importantissimi perché l'uomo vive non appunto di guerre, battaglie, re e regine, ma vive nel quotidiano, e il suo quotidiano è fatto anche e sempre, per fortuna, di gioco e di divertimento, laddove è possibile. Vediamo allora come si struttura il volume degli atti che voi avete anche in mano, ma per me è stata un'esperienza virtuale perché io l'ho visto solo attraverso questo strumento e quindi restituisco anche il mio contributo virtualmente. Allora, ho cercato, scusandomi subito per l'arbitrarietà assoluta e inevitabile delle semplificazioni che farò, ho cercato di strutturare in, diciamo, macro raccoglitori i contributi, e avrei trovato queste divisioni: giochi, spettacoli, musica, feste pubbliche, eventi celebrativi e feste private. Diciamo che dentro questi files, si direbbe adesso, dentro questi raccoglitori si possono mettere i vari saggi. Diciamo, ovviamente ciascuno di questi deborda su qualcun altro, ma diciamo cercato di mettere l'argomento principale. Per esempio sui giochi ci sono due contributi di Luisa Botteon, sui cartoleri, giochi di carte, passatempi, leciti, illeciti. Sugli spettacoli ce n'è uno importante, nel senso che si occupa quasi solo di spettacoli, che è di Mauro Bertuolo, spettacoli itineranti a Conegliano fino all'arrivo del cinematografo. Diciamo che è quello che si sposta più in qua nel tempo, cioè verso di noi. La musica, dove abbiamo Giovanni Tomasi come organisti, musici a Ceneda, Serravalle, eccetera, Miriam Curti e Gianluigi Dalmolin con gli strumenti musicali nel territorio della sinistra Piave bellunese, Silvia della Coletta Tomasi con una storia della famiglia Praloran, famiglia di musicisti e letterati del XIX secolo. Feste pubbliche, qui è la parte un po' clou degli atti, e quindi abbiamo diversi che sono o a Ceneda e Serravalle o solo a Ceneda o solo a Serravalle. Comunque il clou è su Carla Pizzo, il Carnevale a Ceneda e Serravalle, a Serravalle primi dell'Ottocento, Loredana Imperio, feste pubbliche a Ceneda e Serravalle nell'Ottocento, Gianpaolo Zagonel, cerimonie e feste per la conversione degli ebrei a Ceneda, che è una cosa abbastanza curiosa che ho trovato particolarmente interessante, Patrizia Mozz, la festa di Sant'Augusta di Serravalle, Giorgio Zoccoletto, le feste comandate di Ceneda, e poi Luisa Botteon di nuovo, e Monsignor Gottardo Possamai, con una questione del ballo, piuttosto curiosa anche questa, sulla festa di San Biagio a Baver, il ballo e diciamo, le opposizioni da parte del parroco nei confronti del ballo, è stata carina e curiosa. Gli eventi celebrativi sono due, e qui abbiamo il nostro re, la nostra regina, cioè il felice transito di Enrico III in Trevigiana di Giorgio Zoccoletto, e Gianpaolo Zagonelli, che invece ha descritto il passaggio per il Veneto con sosta a Conegliano della regina Bona di Polonia nel 1556. Diciamo che sono due eventi nell'arco di circa un quarto di secolo che avvengono toccando anche queste zone. Poi ci sono due contributi sulle feste private, che sono anche questi ovviamente un elemento della vita di società, e Maurizio Luccheschi sulle riunioni di famiglia e Antonio Peri su feste di famiglia. La medaglia celebrativa, che è giusto citare, è fatta sempre dal maestro Grava, e ha come nel dritto ha due maschere per rappresentare il carnevale, un violino per rappresentare la musica, 4 carte da gioco, e quindi sul retto c'è l'immagine dell'edificio in cui ci troviamo, con la scritta appunto Circolo Vittoriese e il titolo del convegno. E adesso andiamo nel dettaglio e partiamo dai giochi, appunto in questa suddivisione del tutto arbitraria che faccio io. Allora, Luisa Botteon, cartoleri, carte da gioco e giocatori in epoca veneziana. Bellissima l'ambientazione di questo lavoro, che parte dal ridotto di Venezia, con i giocatori con la maschera, erano tenuti a mettere la maschera. C'è una lettera di Mozart, scrive lui, in italiano, un bellissimo italiano zoppicante, molto simpatico. E poi c'è anche Lorenzo da Ponte, in quel momento indebitato, ovviamente stiamo parlando di gioco.
si giocava dappertutto, nonostante i divieti ricorrenti, perché c'è una lotta strenua tra il potere e il gioco, perché il potere ha paura di tutto quello che può irridergli e quindi anche il gioco fa parte di questa irrisione. Quindi si giocava nel retrobottega dei perucchieri, dei consateste, che spesso vengono accusati di trasformare i loro negozi in bische, le botteghe del caffè, non se ne parla, che diventano oggetto di leggi, ordinanze, decreti che tendono a controllare la moralità e i giochi praticati nelle salette riservate. Gioco nelle osterie, ovviamente, litigi, risse, insomma il saloon non l'hanno inventato gli americani, ecco, insomma, e quindi anche con le scazzettature e anche con esito tragico. I giochi più praticati nella zona del Coneglianese erano il 3-7 e la morra. Le osterie avevano sale riservate per giocatori e, attenzione, giocatori lussuriosi. E qui andiamo sempre con lo sconfinamento, no? Giocare a carte era diffuso anche nei luoghi dove si praticava la prostituzione. E una legge degli esecutori contro la bestemmia del 1615 relativa alla regolarizzazione delle meretrici lamentava infatti l'usanza di tenere giochi di carte nei locali della prostituzione, e qui si fa riferimento alla bassetta, al faraone, ai giochi d'azzardo e alla abominevole rilasciatezza massime nelle botteghe di caffè, con evidente rovina delle famiglie. Un altro intervento di Luisa Botteon sui passatempi leciti e illeciti in alcuni documenti del XVI-XVIII secolo, e qui vediamo che c'era anche una certa sfacciataggine sempre sulle le famose donne mondane e scandalose che non avevano nessun problema a mettere le loro casette, diciamo, sotto il convento dei domenicani, creando situazioni abbastanza imbarazzanti, ma insomma comunque che cosa dobbiamo trarre? Ovviamente vi lascio poi la lettura nel dettaglio di questi lavori, che per quanto si cerchi di comprimere qualcosa che è da mercato nero, si troverà sempre il modo di farlo rivivere, perché fa parte anche questo del gioco, cioè anche la violazione della regola fa parte del gioco. Gli spettacoli, la parte proprio il saggio che più rappresenta una situazione evolutiva della tecnica spettacolare è quello di Mauro Bertuol, che arriva fino al cinematografo, perché lì addirittura non è più necessario che ci sia nessuno, basta fare una proiezione, cioè una scoperta rivoluzionaria. Ma comunque si parte da una serie infinita di attrazioni circensi, musei ottici, cioè le prime, un po' adesso noi diremo proiezioni di diapositive, adesso lo diremo, no? La donna ragno, i baracconi, le giostre, l'illusionismo, l'ipnotismo, l'elettrobiologia che vi lascio scoprire, bersagli con burattini dove si sparava, insomma, i capannoni del Luna Park, insomma, che sono molto rudimentali all'inizio. Ci sono le canzonette, le canzonettiste che cantano le canzonette, perché sennò i padiglioni, le attrazioni cartapesta o meno, che mi hanno richiamato alla mente, io che sono un lettore di quel genere, Gabriel García Márquez quando lo scrittore colombiano nel descrivere la nascita di questo mitico villaggio primordiale nella giungla del Venezuela, Macondo, ricorda l'arrivo dei baracconi, ed è quell'idea spettacolare che avevo anch'io da ragazzino, quando mi portavano, come si diceva, alle giostre, no? E questa cosa si trova perfettamente descritta. Ma mi ricordo anche mio nonno, perché mio nonno mi ha raccontato con mia estasiata meraviglia di quando lui è andato a vedere Buffalo Bill, il circo, che io non ricordo se era passato per Padova o Mestre, ma insomma comunque o a Padova o a Mestre, nei primi del Novecento, con tanto di indiani veri e cowboy. Ed è anche qualcosa di questo compare in questa bellissimo racconto delle meraviglie, ma la meraviglia delle meraviglie appunto è il cinema. E a Conegliano il primo riferimento al cinema è del 13 agosto del 1897, a Teatro Sociale dell'Accademia,
mettono il tendone e fanno il cinema. Nel 1908 il Circo Mayer aveva ben 50 pellicole a colori, quelle dipinte a mano, e con accompagnamento di armonium. Ovviamente stiamo parlando del cinema muto con il pianoforte sotto, ma quello che era il clou di tutto era il trattenimento serale cinematografico mistico, è bellissimo, rappresentante tutta la vita di nostro Signore Gesù, dalla nascita alla morte e alla resurrezione, tutto al cinema, un filmone grande e via. Ecco, questo è bellissimo, questo è veramente, secondo me, dà l'idea di questi venditori di meraviglie nel baraccone, nella cartapesta, insomma, no? Ma che comunque adesso forse si è un po' persa questa cosa, insomma, l'ho fatto tempo anch'io ad avere questa sensazione. Musica. Partiamo dal lavoro di Giovanni Tomasi, organisti e musici a Cena, del Serravalle e dintorni. Allora qui Tomasi, seguendo un percorso già sperimentato, quello che io chiamo di carattere prosopografico, cioè andando a vedere i singoli soggetti di un'arte, diciamo, l'ha già fatto per diverse categorie di artigiani, personale medico, eccetera. Stavolta ci sono 148 schede di musicisti, costruttori di strumenti, cantori ed esecutori. Quindi questo dà anche una misura del numero del fenomeno. Va segnalato che a Ceneda gli organisti furono quasi tutti stranieri, mentre a Serravalle a partire dal 1585 furono serravallesi. Per cui bisogna arguire che in città si formò una sorta di scuola musicale. E questi musici non erano solo organisti, ma anche cantori e suonatori. Così suonatori di corno sono ricordati nel 1593, violino nel 1596, viola nel 1697. A Serravalle la comunità nella seconda metà del Seicento stipendiava un organista, un maestro di cappella, 6 musici di coro, un suonatore di violino e l'addetto ai mantici dell'organo, in totale 10 persone, che erano molti in una cittadina di 3.000 abitanti, cui si aggiungevano i soliti precari, i musici non salariati che dopo alcuni anni speravano di essere assunti. Quindi abbiamo una fotografia qui sminuzzata, miniaturizzata, polverizzata su singoli soggetti, sui singoli operatori, che è piuttosto interessante, che secondo me questo tipo di ricerche potrebbero dar luogo a successive anche ricerche prendendo i singoli personaggi. Altro lavoro sempre della musica è di due autori, Miriam Curti e Gianluigi Dalmolin, sugli strumenti musicali nel territorio della Sinistra Piave e Bellunese. Qui la cosa curiosa è che la notizia sugli strumenti musicali viene estratta da documenti, come diremmo adesso, di tribunale, di questura. Cioè in pratica si viene a sapere che strumenti venivano suonati, soprattutto dal fatto che le risse conseguenti alle feste da ballo, alle feste di matrimonio che non andavano a buon fine, richiedevano poi l'interrogatorio del testimone, e per cui per esempio veniamo a sapere che ci sono 3 suonatori, testimoni, uno suonava la zitara, non so esattamente cosa sia, uno il subiot e l'altro il violino. Quindi poi abbiamo l'uso del tamburo, trombe, tamburri, anche se l'articolo a me ha colpito molto più sta cosa qui, che non quelli molto più seriosi, tutti gli organi che invece essendo fissi non potevano muoversi e non potevano finire in qualche rissa, che sono documentati nei comuni di Meltri, Chiana, Lentiai, Villa di Villa. Ci sono degli organi importanti e lì ci sono tutti i dettagli di questi autori, però curiosissimo che la notizia sullo strumento musicale venga estratta dalla mattinale della questura, come diremo noi adesso. Silvia della Coletta Tomasi ci parla invece dei Praloran, una famiglia bellunese di musicisti e letterati. Uno di questi era un famoso tenore anche, ed è il resoconto dell'apporto culturale e musicale di alcuni membri di questa famiglia, soprattutto il contributo di Giovanni, con i figli Giuseppe, Francesca e Francesco, che a vario titolo e misura diversa sono stati impegnati nell'attività musicale e letteraria bellunese nel secolo XIX, soprattutto il canto. Questo è abbastanza singolare perché ovviamente anche il canto è una
attività musicale, ma qui vediamo che ci sono dei ruoli, il tenore per esempio, e quindi una organizzazione, una partecipazione specifica alla musica già di un certo livello, quindi non il suonatore di sub-yacht, insomma, per capirci. Feste pubbliche, qui ho detto è la parte più corposa degli atti. Carla Pizzol, il carnevale a Cenere del Serravalle ai primi dell'Ottocento. Allora, il carnevale ovviamente era festeggiato da tempi abbastanza immemorabili, ma in questo lavoro sono presi in esame i primi anni dell'Ottocento. E carnevale vuol dire maschere, e maschere significa coprirsi il volto, quindi l'autorità, se può evitare, proibisce, insomma, ecco. E quindi l'uso era regolamentato strettamente. Qui abbiamo il caso del 27 gennaio 1917, viene permesso l'uso delle maschere solo per gli ultimi 10 giorni del carnevale, ma a esse era vietato entrare nelle case di privati e non era consentito che si riunissero più di 6 persone mascherate all'esterno. E si poteva entrare mascherati solo a patto di togliersi la maschera, farsi riconoscere dal padrone di casa, insomma da chi organizzava, per poter entrare. Quindi una paura, insomma, di quello che poteva nascere se le persone si coprivano il volto. Allora, ovviamente rimanevano tutte le regole relative alla decenza, alla costumatezza rispetto alla religione e autorità costituita, cioè su questo non si poteva transigere. In modo molto particolare, decisamente discutibile per la mentalità di noi contemporanei, è, anche se in Spagna insomma continuano a farlo, è la cosiddetta caccia dei tori come spettacolo carnevalesco. E si tratta di una tradizione che a Venezia ha la sua storia anche piuttosto antica, si svolgeva nei campi veneziani. Però insomma qui la troviamo ancora a Ceneda nel 1811, cioè questi tori o buoi preferibilmente, che portati in mezzo a una piazza, trattenuti da corde e fatti assalire da cani, un spettacolo piuttosto sanguinario, e alla fine il toro o bue che fosse veniva ucciso. Quindi non era proprio una corrida, comunque l'idea è quella, insomma, cioè prendi l'animale e lo tormenti fino a che lo uccidi, insomma. Tale spettacolo, appunto, ripeto, è ancora documentato, almeno a Ceneda, nel 1811. Carnevale però voleva dire soprattutto feste da ballo o feste anche meno raffinate organizzate dalle osterie, probabilmente con più divertimento di quelle ufficiali, e rappresentazioni teatrali, compagnie di attori, anche dilettanti, e qui nel lavoro sono anche segnati titoli di questi lavori teatrali. E questa annotazione mi sembra opportuno riferirla, cioè sembra di capire che le rappresentazioni fossero più allegre a Ceneda rispetto a Serravalle, dove erano invece di carattere sacro e per lo più di quaresima. Da quanto emerge dalle fonti si ha l'impressione che i cenedesi avessero maggiore propensione al divertimento rispetto ai serravallesi. Probabilmente già da allora si poteva dire, come si dice, i notoi de Ceneda amavano far tardi e divertirsi, e a loro vennero contrapposti i tegnosi de Serravalle. Qui ve la vendo, così come l'ho trovata, e mi pare carino, curioso, perché spesso si trovano anche nel discorso che faceva Tomasi prima sulla musica, sembra che sono due diverse, ovviamente erano diverse politicamente e amministrativamente le realtà serravalese e cenedese, ma si vedono queste differenze. Zoccoletto fa un elenco puntigliosissimo delle infinite feste che a Ceneda c'erano, cioè, da quando c'erano gli statuti vescovili, ma anche con i veneziani. Una serie veramente incredibile, per arrivare alla festa di Ursula e le 12.000 vergini, a parte che pareva a me che fossero 11.000, ma comunque non importa, ma era veramente un numero di feste incredibile, tanto è vero che Loredana Imperio, diciamo in qualche modo, prende il testimone
per parlare dell'Ottocento, non può che notare la forte contrazione, anche inevitabile credo, che ci fu nel momento in cui arrivarono i francesi e gli austriaci. Cioè si passa da un numero di feste, praticamente ogni 2 giorni c'era una festa, a una contrazione notevole, con poche giornate, e per lo più per solennizzare genetliaci degli imperatori e nascite di eredi al trono. Con l'avvento degli austriaci si trovano i primi documenti e la descrizione che troviamo di questo lavoro della Loredana Imperio, mostra anche qui i testi, le cantate auliche degli Asburgo, adesso ve ne canto una, la severità, un po' il grigiore di un regime che sarebbe terminato nel 1866, che però non è che gli italiani poi avrebbero portato chissà quali feste. Comunque vi leggo la prima strofa di questo inno popolare. Serbi Dio l'austriaco regno, guardi il nostro imperator, nella fe che gli è sostegno regga noi con saggio amor, difendiamo il serto avito e gli adorna il regio crin, sempre d'Austria il soglio unito sia d'Asburgo col destino. Carino, insomma, che non è, però cantavano sta roba qui e quindi a voglia le feste, insomma. Ecco qua, quindi questo invece è curiosa, e ne parla Giampaolo Zagonel sul suo lavoro su cerimonie e feste per la conversione degli ebrei, questa questione, cioè la conversione della famiglia ebraica a Ceneda era un fatto eccezionale. Qui veniva pertanto dato grande risalto, non solo dal punto di vista religioso, ma con partecipazione popolare e una festa pubblica. A volte, per ricordare più solennemente la cerimonia e a futura memoria, lo si farà anche attraverso una pubblicazione. Quindi ci sono anche le copertine di queste pubblicazioni nel lavoro di Zagonel, e anche vengono degli estratti, quindi si entra direttamente dentro a questo tipo di mentalità che adesso a noi potrebbe sembrare piuttosto singolare. E durante il Settecento ci furono più conversioni di israeliti, di cui ci sono rimaste diverse testimonianze scritte. Quindi anche questa era una modalità che portava a una festa, che portava a un modo per far entrare, diciamo, queste persone nella nuova loro comunità. E una delle feste principali della zona è la festa di Santa Augusta di Serravalle, di cui parla Patrizia Mozza. Da secoli il 22 agosto a Serravalle, che oggi appunto è un quartiere, diciamo un rione di Vittorio Veneto, si festeggia Santa Augusta, patrona e protettrice. Nel 1450, nel ristrutturare la vecchia chiesa di Santa Augusta, fu trovata un'arca, in cui si intese individuare i resti del corpo della Santa. E qui c'è la storia di questa festa fino ad arrivare all'appendice sulla festa che gli immigranti hanno portato a far rivivere addirittura in Argentina. Quindi è una storia abbastanza interessante, al di là di quelli che possono essere gli errori cronologici di cui non vi parlerò, tra la scoperta e la data in cui si festeggia la Santa. E questa è una festa che continua anche adesso e che continua a essere particolarmente sentita, quindi significa che alcune cose hanno avuto una loro sopravvivenza nel tempo, altre sono morte, si sono concluse, hanno seguito la sorte dei regimi che li patrocinavano, come le feste degli austriaci, diciamo così, di cui non c'è più traccia. E sempre per restare alla festa, l'ultimo contributo della festa è quello che cui avevo accennato, la lotta intrapresa dal parroco di Pianzano, Monsignor Gottardo Possamai, contro il ballo. Allora, il ballo ovviamente si teneva a Baver il giorno della festa di San Biagio, questa era l'occasione. E lui cercava di impedire in ogni modo, per esempio facendo la messa di San Biagio alle 7 della mattina, in modo da evitare che poi ne conseguisse la festa successiva. E poi cercava di tutelare la
moralità delle giovani ragazze, ricorrendo alla minaccia di sospendere dai sacramenti a tempo indeterminato i partecipanti al ballo e di punire anche le ragazze che avevano solo osato guardare. Diciamo, interessante perché insomma, qui stiamo guardando una cosa non tanto distante nel tempo, stiamo parlando tra i primi 30 anni del Novecento, insomma, no? Nel 1901, allora nel 1907 muove perfino il sindaco di Godega perché vieti il ballo, invano. Nel 1905, dopo aver negato i sacramenti a 8 ragazze che avevano osato ballare, aver assoggettato a penitenza altre 12 che avevano avuto appunto l'ardire di assistere pur senza partecipare, viene affrontato in canonica da parrocchiani furiosi. Insomma, voglio dire, c'è una lotta insomma in cui lascio questa storia ai lettori curiosi. Però è interessante perché appunto è così come l'autorità costituita temeva quelli che si mettevano la maschera temendo chissà quale congiura, quale complotto, qui invece si è più espliciti e si va sempre sulla morale, che è un'arma a molti tagli, ecco, e purtroppo però insomma c'è stata un'evoluzione. Eventi celebrativi, qui ci sono il re e la regina di cui abbiamo fatto cenno. Allora, Giampaolo Zagonel ci parla del passaggio per il Veneto della regina Bona di Polonia 1556. Questa Bona Sforza, aveva sposato Sigismondo I Jagellone, re di Polonia e Granduca di Lituania, eccetera. Il matrimonio venne solennemente celebrato a Cracovia, allora la capitale della Polonia era Cracovia, il 18 aprile 1518. Alla morte del marito, 1 agosto 1548, e all'avvento al trono di suo figlio Sigismondo II Augusto, questa regina prima si ritira a Varsavia, poi chiede di rientrare in Italia. E quando le danno il permesso di partire, sul finire del 1555, parte e dopo aver spedito 24 carri di beni preziosi e opere d'arte, è appena entrata in Italia, o meglio nel territorio della Repubblica Veneta, viene accolta lungo tutto il percorso con feste, ricevimenti, omaggi di ogni tipo, e anche qui nel Zagonel pubblica delle fonti originali che possono descrivere questo fenomeno. È interessantissima questa, perché diciamo che per arrivare in Italia, come vedremo poi anche per andare in Francia, si passa per questa via di percorso, questo percorso, e a Conegliano, in particolare alcuni palazzi della città, offriranno ospitalità sia alla regina Bona di Polonia sia a Enrico III, che è il protagonista del lavoro di Giorgio Zoccoletto, che si tratta di Enrico d'Angiò, figlio cadetto di Enrico II di Francia e Caterina de' Medici, diventato re di Polonia. La Polonia è sempre stata un elemento di spartizione degli altri paesi europei, quindi nel momento che si creava un vuoto di potere, gli altri paesi designavano qualcuno a assumerne il controllo, insomma. E una volta fu anche il turno di questo Enrico d'Angiò, il quale però nel momento in cui il suo fratello Carlo IX a Parigi muore senza discendenza, viene richiamato dalla madre Caterina de' Medici e quindi fugge dalla Polonia, perché in realtà non lo lasciavano venire via, insomma, dopo tutto a questo punto era il re, quindi questo abbandona la corte e scappa con qualche amico e arriva a un certo punto, passa al territorio degli Asburgo e chiede il permesso di transitare nel territorio della Serenissima, viene accolto da ambasciatori veneziani e Zoccoletto ci racconta il percorso che lui fa da Sacile a Conegliano, Mogliano, Venezia e anche il
qualche isola, in una estate, nel luglio del 1574, in un caldo infernale, perché a quanto apprendiamo si trattò di una estate caldissima, e anche qui caldo, festeggiamenti, messe solenni, costruzione dei ponti sul Piave in piena, perché dovevano farlo passare, e quindi viene costruito un ponte elaboratissimo con statue, eccetera, che però viene travolto dal fiume in piena, e tocca ricostruirlo, perché il Piave, come ben sanno poi gli austriaci, non è facile da transitare in quell'epoca, insomma. E qui stiamo parlando del 1500, doveva essere ben forte. A Venezia sappiamo poi che il re, a proposito di feste, passò una notte memorabile con la più celebre delle cortigiane veneziane, la poetessa Veronica Franco. E tale incontro dovette essere così meritevole di memoria che il sovrano commissionò a Tintoretto, cioè non al primo imbianchino che passava, di dipingere il ritratto della dama e inviarglielo in Francia. Quindi vedete che qui stiamo a cavallo tra i grandi festeggiamenti che hanno caratterizzato il passaggio di questo sovrano, ma anche dei festeggiamenti privati che il sovrano si è dedicato e che Venezia, evidentemente calcolando e mettendo ogni ducato in conto di benemerenza politica, dovette mettere in campo per accattivarsi le simpatie del giovane monarca. E appunto da qui passiamo alle feste private in cui ci sono quei due contributi di cui ho accennato. Uno è di Maurizio Luccheschi, si intitola Riunione di famiglia e riguarda gli incontri della famiglia Luccheschi che sono documentati dal settembre 1879. L'altro è del socio del circolo, purtroppo da poco scomparso, Antonio Perin, che è ricordato anche nell'incipit della pubblicazione, e riguarda feste di famiglia con la storia degli incontri organizzati dai diversi rami delle famiglie Perin, con radici antiche nel territorio veneto e anche all'estero. E diciamo che sono due fotografie di un rito piuttosto diffuso che ancora adesso diverse famiglie usano fare riunioni collettive chiamando i loro esponenti dall'estero con una certa periodicità e lasciando poi delle pubblicazioni. A parte Perini aveva proprio fatta una non tanto tempo fa proprio sulla sua famiglia con una pazienza meticolosa, ricostruendo questa specie di diaspora che aveva questi momenti di ritorno in patria. Ecco, che altro dire, insomma, è un volume, almeno l'opinione mia, divertente e problematico, perché ovviamente adesso io ho cercato anche di scherzare, insomma, di andare a prendere alcuni aspetti, anche se perdonatemi, superficiali se volete, però che sono l'essenza del fenomeno giocoso. Però è appunto problematico perché consente di riflettere in chiave storica, restando alle nostre terre, su quelle cose serissime che sono il gioco e il divertimento. Perché non dimentichiamoci che non c'è nessuno è più serio di un bambino che gioca. E niente è più serio delle regole del gioco, che come sapete è un'espressione che si adopera non necessariamente al tavolo del 3-7. Si usa dire regole del gioco parlando di cose serissime e non a caso. E quindi niente è più serio delle regole del gioco, così come nessuno è più detestabile, sempre in generale, di colui che le viola. Cioè, qua stiamo sul concetto linguistico. Quando la lingua ci consegna un'espressione come regole del gioco, e noi sappiamo quando lo diciamo, non so, parliamo della politica o parliamo, questo a fare a vita propria, se sentite dei suoni, la regola del gioco non significa appunto le regole della scopa all'asso, e quindi vuol dire che qualcosa di noi è permeato da questo.
non voglio appunto fare l'ipocrita e fingere che attorno al gioco, al divertimento non ci sia niente che non sia anche marcio, perché sappiamo bene che cosa significa, insomma, gioco d'azzardo, quella che ho detto prima si chiama ludopatia, eccetera. Però è anche vero che questi elementi degenerativi di un sistema non possono non farci riflettere sull'importanza che ha comunque il gioco e il divertimento e lo sport, anche lì sullo sport parliamo di qualcosa di marcio, tante volte scopriamo che dietro la vittoria c'era l'imbroglio, insomma anche lì la violazione delle regole del gioco, però cioè, non significa che dobbiamo privarci dello sport, privarci del divertimento, del ballo, a differenza del parroco di Pianzano. E andiamo a chiudere, però volevo sempre restare sulle parole. Volevo farvi riflettere su una parola apparentemente che non dovrebbe averci nulla a che fare, la parola scuola, e non ditelo a nessuno e soprattutto non ditelo agli studenti. Viene dal greco skolē, che significa tempo libero. Allora uno dovrebbe riflettere su questo. Perché la scuola è il tempo libero? Perché per i greci tutto era compartimentato. Tutto il tempo che non era dedicato alla politica, al lavoro, alla guerra, al teatro, a tutte queste cose serissime, era libero. E quindi in quel tempo io mi facevo la mia cultura, mi facevo le mie riflessioni, e quindi questo, cioè quando si fa scuola, quando si è liberi dal resto, cioè è paradossalmente il massimo del sistema con il dovere. Voi sapete che nella storiografia più recente per i greci non si dice che i greci sono dei cittadini, i greci sono dei militanti politici, cioè nel senso più aulico, cioè sono sempre, stanno sempre facendo politica, meno quando c'è la scolē, è una sospensione e mi occupo di me. Questo è diventato la scuola. Adesso se andate a dire agli studenti che scuola vuol dire tempo libero, potremmo adesso avere dei problemi. Quindi è in realtà la scuola, la scolē, è un tempo di gioco. Ma anche un'altra parola, e con questa chiudo, problema, che è una parola pensosissima adesso, una parola ponderosa, dal problema del bambino della seconda elementare fino al problema con la P maiuscola. Bene, problema, sapete che cos'è? È la cosa che si lancia di fronte a sé. Problema, lancio davanti, cioè la palla. La prima cosa, cioè la cosa che si fa, perché allora diventa il problema? Perché io imparo, tiro la palla, quell'altro me la ritira indietro, e questo scambio è lo scambio dialettico, sofistico, che fa imparare a dialogare, a riflettere e quindi dopo a fare i problemi. Ma inizialmente è la cosa che io tiro, la cosa con cui gioco. Quindi è per dire, e davvero qua chiudo, che noi siamo permeati del gioco, quindi ben venga una riflessione una volta tanto sulla storia attraverso questo filtro, diciamo, logico, filtro antropologico, culturale, che è il gioco, il divertimento e la musica. Grazie a tutti, auguri per le prossime feste e per i prossimi giochi.